Oggi ci troviamo a Longarone Fiere per parlare del piano faunistico venatorio regionale. Il piano faunistico è lo strumento di pianificazione del territorio in cui questo viene diviso in aree protette, riserve alpine di caccia, oasi, zone di divieto alla caccia, parchi. All'interno poi di questa organizzazione territoriale ci sono appunto i comprensori alpini che nel resto d'Italia si chiamano appunto comprensori alpini e che in provincia di Belluno si chiamano riserve alpine di caccia sulla base delle consuetudini e delle tradizioni locali per quanto riguarda la zona delle Alpi. Ecco, noi, dicevo, il piano faunistico è stato approvato con una legge, la numero 2 del 2022, che ha riconosciuto la specificità della provincia di Belluno, in quanto appunto in provincia di Belluno continuano a vivere le riserve alpine di caccia con il loro statuto, che è stato riconosciuto, e con il loro regolamento. Ecco, oggi il dottor Pagnani farà un inquadramento per quanto riguarda l'aspetto tecnico del piano faunistico, e a questo incontro abbiamo invitato anche gli agricoltori, che sono i veri portatori di interesse del territorio, che sono i principali stakeholder, no? Si dice al giorno d'oggi, dell'impatto che la caccia può avere appunto sul territorio. Abbiamo chiamato gli ambientalisti, che sono quelli, l'altra parte, voglio dire, del mondo, che è molto sensibile per quanto riguarda l'aspetto venatorio, per quanto riguarda gli abbattimenti, per mostrare loro quanto efficace sia l'azione della provincia di Belluno per quanto riguarda questo tema di, diciamo così, controllo delle popolazioni faunistiche, e poi il dottor Zanetti, che è il coordinatore dei distretti venatori della provincia di Belluno, e che ci dirà appunto quale sarà la prospettiva della caccia in provincia di Belluno. Mi trovo qui invitato dalla provincia di Belluno a Longarone Fiere all'iniziativa Caccia Pesca Natura per un convegno dedicato alla pianificazione faunistico-venatoria. È stato adottato nelle scorse settimane il nuovo piano faunistico-venatorio regionale della Regione del Veneto, legge regionale 2 del 2022, ed è l'occasione per iniziare a mettere in piedi tutte le attività operative di questo piano, dalle nomine dei comitati direttivi di comprensori alpini e ambiti di caccia a tutte le varie attività che sono legate al piano, quindi l'istituzione di zone di tutela della fauna, e zone di gestione della fauna selvatica e quant'altro, anche l'attività legata ad esempio all'individuazione di problematiche particolari come può essere il caso del cinghiale o altre tipologie di intervento. L'occasione di un piano faunistico è anche l'occasione per ritornare a incontrare e confrontarsi con il territorio rispetto a quelle che sono le istanze e le necessità del territorio, soprattutto in una zona come la zona faunistica delle Alpi, in cui ricade integralmente la provincia di Belluno, dove ci sono anche forti aspetti identitari e sociali nell'attività di gestione venatoria. Gestione venatoria che, ricordo, non è solo la caccia, ma è l'intera gestione della fauna selvatica. E quindi l'occasione oggi per partire e iniziare, anzi proseguire un confronto che la Regione Veneto e la provincia di Belluno vogliono mantenere vivo con il territorio della zona faunistica, anche inteso come territorio dove ci sono anche forti aspetti legati alla tradizione e alla cultura locale. Sono qui per lanciare un grido d'allarme per quanto riguarda la gestione di questo territorio, e mi riferisco al territorio della provincia di Belluno. Ci vuole più collaborazione fra chi deve gestire il territorio, che sono gli agricoltori, e non da ultimi gli allevatori di questo territorio, che ormai sono esasperati, sia agricoltori sia allevatori, per quello che sta accadendo sulle nostre campagne. Noi non possiamo più continuare a lavorare rimettendoci tutti gli anni coltivazioni come mais, come soia. Anche i vigneti ormai sono attaccati da selvaggina, per cui anche la caccia deve essere regolamentata in modo che poi
agricoltori e cacciatori riescano a gestire un po' meglio questo territorio di montagna che altrimenti rischia di essere invaso dalla vegetazione, e quando la vegetazione arriverà a ridosso dei paesi arriverà anche il lupo. Ecco, noi abbiamo anche questo problema in provincia di Belluno e chiediamo anche alla Regione che intervenga a livello nazionale, perché anche il lupo comincia a creare parecchi problemi ai nostri allevamenti. Ero ieri in zona dell'Alpago e lì sono veramente alla disperazione. Ecco, una delle zone più fragili che abbiamo anche nel nostro territorio rischia di questo modo di lasciare libertà assoluta alla natura di emergere, metterà in discussione la sopravvivenza dell'uomo, e questo è quello che noi non vogliamo assolutamente. Abbiamo parlato di alcuni argomenti, in particolare del problema del degrado dell'ambiente bellunese, che purtroppo si sta creando sempre di più in modi non corretti, diciamo, e che preoccupano sostanzialmente. E questo, diciamo, è in relazione anche al problema della caccia, quindi al problema faunistico, dove vediamo degli squilibri esistenti che sono dati da un problema sostanziale, il poco territorio che c'è a disposizione della fauna selvatica, e appunto per la presenza dell'uomo, che ovviamente ha realizzato le sue opere sia in agricoltura che in altre situazioni come il turismo, come il vivere nel territorio, e che chiaramente hanno provocato dei problemi nel numero degli animali presenti nel territorio. E questo noi vogliamo che sia realizzato, diciamo, un riequilibrio degli animali selvatici attraverso degli studi scientifici fatti con molta serietà, con molta profondità e anche con qualità, in modo che le soluzioni che possono essere l'abbattimento oppure, diciamo, il ridimensionamento della fauna esistente possa essere sostenibile. Oggi in fiera è stato presentato il nuovo piano faunistico venatorio della Regione del Veneto e lo strumento attraverso il quale la Regione, con criteri rigorosamente scientifici, analizza e gestisce la problematica faunistica nella nostra Regione. In tale piano sono state fatte importanti aperture all'autonomia e alla specificità della provincia di Belluno. Il documento è di alta rilevanza, sintetizza quelle che sono le esigenze del mondo agricolo da una parte, della conservazione, che è un imperativo categorico nel terzo millennio, degli equilibri naturali, e quindi disciplina la gestione del prelievo venatorio. La caccia in provincia di Belluno viene effettuata come caccia di selezione, cioè un prelievo razionale fondato su censimenti, su piani di abbattimento rigorosi, che sono approvati dall'ISPRA, che è l'ente di Stato che scientificamente valida quindi gli interventi sull'ambiente. I cacciatori sono a disposizione delle pubbliche autorità per effettuare correttamente la pianificazione che loro stessi definiscono, a disposizione degli agricoltori per supportarli nella ricerca di equilibri tra presenze faunistiche e attività umane che siano i più ragionevoli possibili, ma a disposizione anche del mondo ambientalista, su cui abbiamo tanti fondamenti comuni, perché la conservazione, se per loro è importante per questioni di sensibilità, per noi è importante per questioni di esercizio anche della nostra attività. Caccia senza ambiente integro, caccia senza ricchezza di patrimonio faunistico non può esistere. Quindi sono molti i punti di contatto con il mondo ambientalista. È sicuramente un piacere e un'opportunità per me portare, oltre al saluto mio personale, quello della Giunta regionale, quello del Presidente Luca Zaia, in chiusura di questo incontro. L'occasione naturalmente è per salutare tutti voi, vedo presidenti di riserva, presidenti di associazioni venatorie, quindi persone che poi potranno riportare anche ai loro associati i contenuti di questo incontro. Beh, prima di tutto mi fa piacere che ci sia poi anche la presenza delle associazioni ambientaliste, perché secondo me prima di tutto bisogna comunicare bene e far passare un messaggio corretto di ciò che è la caccia, il mondo venatorio
rispetto al tema della gestione ambientale, gestione faunistica, della presenza attiva e utile dell'uomo sul territorio e nell'ambito dell'ambiente. Oggi si parla sempre di sostenibilità, spesso ci si riempie la bocca di questo termine senza poi aver ben presente come si traduca nella concretezza. Laddove non c'è la presenza attiva dell'uomo, e parliamo della caccia, ma così come della pesca, così come della gestione di tutto il mondo del primario, dell'ambiente, ecco, laddove non c'è una presenza attiva e costante dell'uomo non si va nella direzione della naturalità, dell'equilibrio ambientale, dell'ambiente, della natura, della fauna incontaminati. Al contrario, stiamo assistendo purtroppo sempre più, anche per motivi demografici, sociali, ad una situazione di abbandono e degrado che va assolutamente nella direzione opposta rispetto invece a quei concetti che sono quei obiettivi a cui tutti noi vogliamo tendere. Ed è per questo che è importante far passare un messaggio nuovo e diverso che deve essere compreso anche da tutta quella fascia di cittadinanza, di popolazione che magari direttamente non vive il tema faunistico venatorio, che direttamente vive in contesti magari cittadini completamente diversi e che è sommersa da un'informazione sbagliata quotidianamente, da un'informazione falsa, sbagliata, tendenziosa, strumentale, ideologica, e che ci porta poi ad avere dei rapporti difficili con una parte di politico, che io chiamo la cattiva politica, che non è, badate bene, una questione di colore, perché la cattiva politica c'è magari in tutti i partiti, ma quella cattiva politica che non ti permette poi di avere quei rapporti, quelle decisioni istituzionali che servono. Noi con la tematica del cinghiale, tutte le regioni di colori bianchi, rossi, verdi, abbiamo dovuto attendere mesi un incontro col ministro per riuscire a fare comprendere la gravità della situazione, perché pareva che fosse una posizione che assumevamo perché volevamo andare solamente ad assecondare le volontà del mondo della caccia, come se i cacciatori avessero questo istinto predatorio, mentre quando poi anche le associazioni del mondo dell'agricoltura, quando poi anche tutto il tema della sicurezza stradale, quando poi abbiamo visto che queste situazioni arrivano nei centri cittadini, allora si sono resi conto che il problema c'era, che serviva una gestione, che servono delle norme diverse, che occorre anche modificare delle leggi nazionali. E questo ci fa capire come, quando si va col parocchi delle prese di posizioni ideologiche, e questo è uno dei problemi che riguarda questo settore, si va all'estremo e si comincia a ragionare con l'obiettività solo quando la situazione è degenerata. Ed è purtroppo quello che sta accadendo con la buona parte della fauna selvatica, ma i cinghiali ne sono l'esempio più lampante. Ma pensate, io vengo dalla provincia dove abbiamo dei problemi enormi nella gestione dei corsi d'acqua e della sicurezza idraulica a causa delle nutrie, che è un problema altrettanto grave quanto quello dei cinghiali. E senza la presenza dell'uomo, senza queste persone che lo fanno per passione, per volontariato e che collaborano con le istituzioni facendo dei corsi di formazione, mettendo a disposizione il loro tempo, le loro energie, le loro risorse, ecco, senza questo noi come istituzioni non avremo la capacità di dare l'operatività alle nostre norme. Possiamo scrivere i piani migliori del mondo, possiamo produrre delle norme che dicano le cose che devono essere dette, ma se poi non vengono attuati rimangono lettera morta. Ed è questo quello che purtroppo accade quando si affrontano questi temi con gli occhiali dell'ideologia. Ebbene, noi, quello che dico è quello che sarà il mio impegno finché avrò la fortuna di fare questo ruolo, di avere questo ruolo, è quello di dare una comunicazione corretta, che deve vedere gli ambientalisti, il mondo ambientalista e il mondo della caccia assieme per fare quella politica buona che serve al territorio. Una politica buona che ci ha permesso anche di far capire come il nostro piano faunistico venatorio regionale, tanto atteso da tanti anni, una cosa che sembrava, quando sono arrivato mi ho detto, c'è il piano faunistico, è una cosa, poi mi si rideva in faccia, mi diceva, sì, sono 10, 12, 13, quanti anni Piero? 13 anni. 14 anni, arriva questo, fa adesso. Sembrava una cosa impossibile da fare, in tutti i modi invece ci siamo messi,
avevano detto ragazzi non dobbiamo fermarci davanti a delle impostazioni, mettiamoci a lavorare nel concreto. Devo ringraziare veramente la mia struttura che ha lavorato in modo incredibile, tutti, e poi l'abbiamo fatto approvare dopo anche un'approfondita discussione prima in commissione, poi in consiglio. Sono stati introdotti dei concetti secondo me corretti. È chiaro che è uno strumento di programmazione, di pianificazione, che introduce dei principi che poi dovranno essere attuati attraverso degli atti attuativi, attraverso dei regolamenti, come si diceva bene, ma introduce dei principi che sono quelli della partecipazione negli ambiti, nelle riserve, nei comprensori, che introduce il concetto della cogestione, della flessibilità dello strumento, ovvero che se ho bisogno di fare una variante posso farla, che se devo cucire una scelta su quelle che sono le mutevoli esigenze che riguardano una determinata realtà lo posso fare, e quindi un approccio che deve essere un approccio attivo rispetto a una tematica, e penso che sia stato fatto un lavoro complessivamente buono, non perfetto, perché dovremo continuare sempre a metterci le mani, ma adesso abbiamo uno strumento di base di programmazione su cui lavorare. Il piano è sicuramente un piano di coordinamento regionale, atti attuativi, però ricordiamo che la provincia di Belluno ha un'autonomia che noi assolutamente abbiamo voluto e rispetto alla quale c'è questo rapporto di collaborazione, di dialogo, ma che continuiamo a rispettare. Pertanto le istanze che ci arrivano dalla provincia di Belluno per noi rappresentano istanze forti, che sono fatte alla luce di una esperienza amministrativa, di un'autogestione consolidata nel tempo, e quindi di un concetto che non può che vedere nella regione una collaborazione. Su questo, al di là dei temi politici, poi su questo non ci sono dubbi. Pertanto con il consigliere De Bon, con il presidente Padrini, abbiamo sempre cercato, ecco, di assecondare questo tipo di richieste, perché siamo convinti anche noi che il principio della sussidiarietà, in particolar modo per la provincia di Belluno, sia un principio sacrosanto, utile, indispensabile per dare un'attuazione efficace anche della programmazione regionale.